Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati su Round 2 Total War moddato con la Divided Impera. Siamo una Roma in una fortissima espansione, questo perché stiamo cercando di prenderci tutto il territorio storico di Roma per poi spingerci a blocco contro i più grossi della mappa, contro i Parti e i Suebi. Quindi stiamo cercando di fondamentalmente prenderci gli ultimi territori che ci mancano per poi dare il colpo finale, la stoccata finale. In questo episodio, nello scorso episodio, quindi avevamo attaccato la cittadina, non mi ricordo il nome ragazzi, comunque questa cittadina che fa parte uno dei due possedimenti che ha Kush, e noi li abbiamo attaccati proprio perché li abbiamo visti in un momento di difficoltà. Ragazzi, in guerra bisogna sfruttare tutto. Questa ce l'andremo a giocare come battaglia perché rischiamo di perdere troppi uomini e quindi questa va giocata, anche perché le nostre armate serviranno poi da supporto per l'attacco della città di Petra. Questa me la ricordavo. Ok, lo schieramento va bene, tutto asciutto, quindi iniziamo lo schieramento. Devono essere anche molto belli loro da vedere, eh. Guardate che sono vestiti bellissimi. Questi gonnelloni, mezzi con gli scudi, belli. Guardate che bello questo scudo, bellissimo. Quanto è bella questa mod. Io vorrei farveli vedere tutti uno a uno, ma sono veramente bellissimi. Guardate che belli. Bellissimi, coloratissimi, con un sacco di disegni. Ragazzi, tanta roba. Vediamo il generale. Il generale niente di che, devo essere onesto, però gli altri sono proprio belli. La cavalleria, vediamo. È bellissimo, guardate con queste frange che cadono, bellissime. Questi uomini a cavallo bardati, coi baffoni, belli. Bene, allora, il nostro, vedo un nemico, sì, ha spostato la cavalleria tutta a destra, quindi dovremo prepararci a uno scontro con le cavallerie tutte a destra. Ed è quello che faremo anche noi. Prendiamo il nostro generale, tanto ho i miei uomini della corte. Sempre solita strategia, perché penso sia quella più efficace. La facciamo un po' più larga sto giro, eh. E anche le truppe le facciamo un po' più distanziate. Ok. Andiamo a fare formazione di gruppo bloccata e le mettiamo qui. E poi i nostri, non c'è molto, c'è una pianura tutta piana, qui c'è un leggero dislivello, ma niente di che. Quindi ce li dobbiamo giocare così. Allora, fatemi vedere, il tiro, gli diamo una selezione unica, poi qui che abbiamo? Ok, abbiamo i nostri spadaccini, i spadaccini li metteremo esattamente all'opposto di quello che sono adesso, li metteremo dietro. Anzi, li metteremo ai lati. Poi abbiamo loro che rimangono in seconda posizione. Ok. Queste truppe e i nostri uomini, diciamo così. Tanto loro non tirano, quindi li possiamo mettere anche un po' più indietro. Ok, perfetto. E questi magari facciamo delle ale. Facciamo delle ali così. Ok, iniziamo la battaglia, poi vediamo cosa fare. Intanto portiamo la cavalleria in avanti. Siamo noi a doverli attaccare, vero? O sono loro? No, siamo noi. Siamo noi. Portiamo un po' più avanti, ma non esageriamo. Vediamo di entrare in contatto, se riesco ad attirarli con la cavalleria. Capire perché si disponga in maniera completamente del tutto diversa da quella che avevo. Ok, adesso è giusta. Stiamo sempre larghi. C'è un modo per stare più larghi ancora? No.
Ok, loro si sono svegliati. Andiamogli incontro. Sono comunque schermagliatori, queste fanterie qua, queste cavallerie. Quindi qui hanno 2 di tiro, ma sono poca roba. Chiami a tirare gli schermagliatori. Qui ci sono altre unità nascoste. Allora ragazzi, voi andate dritti e vediamo un attimo. Portiamoci in avanti, anche noi adesso. Voi fate solo da distrazione. Ok, se ne vanno. Prima che se ne vanno anche loro. Attenzione. Ok, di qua. Voi andate a distrarre loro. Ok. Andate a prenderli. Attenzione qui alle lance. Ok, già lampeggiano. Ok. Bene, vedete questa cavalleria che sta agendo esattamente come deve agire. Qua, ok, ci defiliamo subito perché sono lance. Ok, adesso puoi rientrare anche tu. Via. Ottimo, ottimo ragazzi. Ottimo. Adesso facciamoci inseguire. Tu fermati qui. Voi adesso inseguite questi e voi fate il giro, li fate da esca. Ok, ora tornate indietro. Attenzione alle lance. Attenzione. Attenzione. Via dentro di qua, voi andate sempre a inseguirli. Ok, scappano. E prima o poi finiranno le munizioni. Ok, basta perché li stiamo stancando troppo i nostri uomini. Andiamo via da qua. Ragazzi però, velocemente, devo starli a dormire. Anche loro ci riprovano. Attenzione. Ok, ruotate e via. Ok, vabbè dai, abbiamo perso un po' di uomini, però neanche troppi. Ne stiamo prendendo adesso, ne stiamo prendendo da questi. Ragazzi però, vi dovete dare una mossa, ragazzi miei, porca miseria. Ok, loro ci ritentano. Vogliono farmi fuori questa, l'hanno puntata. E noi a questo punto puntiamo loro. Vediamo se riusciamo a prendere. Mamma mia, che martoriate, mamma mia. Sti infami. Però ci sono gli arcieri a portata. Allora continuiamo il push. Voi mettetevi qua per favore. Continuiamo il push contro di loro. In realtà poi puntiamo agli arcieri. Dai. Ok, ci danno lo scontro. Ok, perfetto. Entriamo in collisione. Ottimo. Attenzione anche a questi. Fa il giro e vai di qua a distrarli. Ok. Ok, tornate indietro. Ok, la cavalleria sta scappando. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok, via, tornare. Addirittura gli arcieri si sono spaventati. Adesso basta usare la cavalleria perché devo conservarla. Però direi che abbiamo raggiunto un bel obiettivo. Attenzione al tiro. Attenzione. Ok, poi vabbè, sul generale sappiamo che ci trovano particolare gusto.
Sono stanchi? Fatemi vedere. Senza fiato. Questi continuano ad avanzare. Ora è il nostro momento. Portiamo i nostri qui. Ok. Stanca. Stanca. Senza fiato, stanca. Ok, rimanete... non so. Aspettate. Non riesco a capire se stanno avanzando o no. O si stanno disponendo? No, si stanno disponendo, sembrerebbe. Ok. Andiamo un po' più di qua. Andiamo avanti. Ok, ci siamo disposti. Loro non sembrano interessati a venire contro di noi. Sono abbastanza fermi in realtà. Adesso andiamo noi a stuzzicarli e poi li andiamo a caricare con la cavalleria. Ci portiamo questi dietro di scorta, che non si sa mai. In generale ricordiamoci che qua ok, avanzate. Purtroppo rientreremo nel tiro degli arcieri, ma secondo me non avranno tante frecce da tirare. Infatti non li vedo che stanno tirando. Ok. Loro scappano. Cosa stanno facendo? Si scappano un po' tutti. Dobbiamo inseguirli. Eccoli. Ok. Vai. Ragazzi, forza, 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 forza. Ah, mi hanno fatto niente. Ok, adesso sì, un po' di danno l'abbiamo fatto. Qua, ragazzi. Ok. Attenzione allo scontro. Intanto mi preoccupano queste qui di terra. Attenzione. Attenzione. Questi facciamo un po' più indietro. Ok. Bene. Ok. La cavalleria via, si sfila. Voi fate puntata a parte. Ok. Ok, attenzione. Attenzione. Ok, qui c'è un po' una cosa a parte. Ok, cavalleria qua dietro. Ok. Allora, attenzione allo scontro. Ok. Non li avevo visti questi. Questi sono miei, assolutamente. Qui dentro così. Devo andare a aiutare questi, assolutamente. No, vado di qua. Occhio a qui. Andiamo di qui invece. Ok. Poi venite di qui e andate ad appoggiarli di qua. Perfetto, qui stanno andando. Ottimo. Ottimo.
Ottimo, ottimo. Bene, anche qui gli arcieri se ne stanno andando a quel paese. Ok. Perfetto, qui sono andati. Di qua e voi tornate indietro, per favore. Ok, vabbè. Direi che i beduini non ci impensieriscono, direi. Le tattiche romane c'è poco da fare. Ora ci portiamo qua all'esterno. Ok, facciamo fuori tutti gli arcieri. Ok. Ok. Andiamo, muoviamoci. Ok, forza. Va bene, direi che ce l'abbiamo fatta alla grande. Ok, perfetto. Gli arcieri hanno avuto una resistenza un po' più elevata. Perfetto. C'è qualcheduno che sta ritornando in partita. Va bene, ma gli facciamo subito cambiare idea. Voi di qua, per favore. Ok. Qui si sono sbriciolati. Andiamo a prenderli. Ok, adesso arriva la fiumana di gente. Ok. Mi arriva il generale. Signori. Potenziamento fino alla fine. Ok, circondati. Vabbè, direi che siamo vincitori. Ok. Completamente bruciati. Perfetto. Terminiamo la battaglia. Abbiamo perso 224 perdite. Direi che molto molto accettabili. Peccato per la cavalleria, se non ne aveva persi ancora meno. Solo che quei maledetti tiratori a cavallo, quando scappiamo, sono veramente massacranti. Ottimo. Ottimo signori. Ottimo, ottimo, ottimo. Conquistiamo l'insediamento. Lo andiamo a radere al suolo. E voilà. Questo è Nabatene. Nabatene però, scusate. Ah, è solo l'unità. Ah no, qui c'è il generale. Ecco, vedi, questo qua non l'avevo visto. Mamma mia, che visione incredibile che mi dà. Che visione incredibile. Allora, vorrei raggiungerli, però non lo so, con l'esercito qui mi conviene poco. Con l'esercito qua cerchiamo almeno... no, non posso farlo, quindi niente. Quindi Adumatu rimane così. Potrei rischiare qualcosa dura. No, al massimo mando giù quelli di Atra. Potrei effettivamente mandare giù dei rinforzi, visto che comunque con Tigrano Certa, anzi ci ha dato anche una mano Tigrano Certa. Forse cercava un po' di denaro. Ostile. Ostile. Allora, guardate, per non saper né leggere né scrivere spostiamo comunque delle truppe. E poi vediamo cosa fare, perché non è così scontato riuscire a difendere tutto questo blocco. Ok, in un colpo arrivano ad Adumatu, ok. E mentre questi si riparano in città, esatto, si rinforzano, poi li porto e li spingo a Petra e concludiamo l'assedio di Petra. Dopodiché abbiamo fatto fuori Nabatene. Ovviamente qui mi odieranno alla grande. Sì, direi. Questi qua faranno fronte comune. Esatto. Anche Kush non è che mi... beh, però Kush... Vediamo. Adesso magari l'alleanza difensiva sarebbe bello. Però magari un accordo commerciale, niente,
Niente da fare. Niente da fare. Magari donandogli dei soldi, ma adesso non ne ho. Non ne ho a disposizione. Poi avevamo detto, ok, l'attacco lì. Poi c'era l'attacco qui a nord. No, ok, dobbiamo ancora far passare il turno. Però lì un attacchino è da fare. Qui stavamo controllando il territorio, va bene. Lì sta già andando la spia. L'altra spia la mandiamo qui ancora. Eccola qui l'altra spia che si deve muovere per andare in questa direzione. Qui ci mostra un esercito. Fumi di Thor, sempre loro, che cerca di bloccarci la strada. Qui stiamo arrivando, va bene. E direi basta ragazzi, perché fazioni incontrate, i Sieli uccidi, che saranno molto contenti di vederci arrivare, speranzosi di... Esatto, come vedete, speranzosi di essere aiutati, ma purtroppo verranno anche loro assimilati completamente. Però magari un accordo commerciale, ma me lo danno, allora ti chiedo anche dei soldi, così ricostruisco le città. Se ti chiedo il massimo, no, scusate, così, no, moderata, moderata, alta. Allora secondo me 4.000 me li dai. Ok, perfetto, adesso commerciamo anche se le uccidi. Che mamma mia, hanno tutti contro. Mamma mia. Ma cosa si sono rifugiati qui quindi? Cioè come hanno fatto a non trovarli? Guardate, tutti contro hanno. Per quello che sono estremamente favorevoli con noi. Per quello. Ma scusami, ma se io ti chiedessi di diventare mio alleato? No, proprio alleato, ma vediamo, satrapia. No. Niente, vogliono proprio rimanere indipendenti anche dopo il commercio. Però a noi questa cosa ci dà un vantaggio perché ci fa vedere questa strada. Ottimo. E sicuramente in futuro ci servirà. E inoltre ci ha dato anche un po' di benzina per costruire qualcosina. Qui cosa costruisco? Cioè, delle cave. Ma ville, in realtà. A me poi ste popolazioni, cioè sta roba qua proprio a me non interessa. La prendo solo perché è a livello storico, ma se no non l'avrei mai presa. È che nella massima espansione di Roma comunque c'era questo controllo qua. E anche di Petra. Ci pensiamo al prossimo giro. Vediamo cosa ci dà. Più commercio. Però io non ho edifici che commerciano qua. Cioè non... Gli darò sicuramente una cittadina in modo tale da costruire poi una torre per la difesa. Va bene. Allora io direi andiamo avanti con il turno e vediamo fin dove siamo arrivati. Cosa succede. La mia flotta arriva finalmente in Egitto. Perfetto. Ok, ci vogliono dare battaglia. Fatemi vedere quanti sono. Sono abbastanza numerosi, questi. I miei mi sa che non sono in grado. Quindi ci ritiriamo. Loro non ci seguono, va bene. Un po' di movimenti di navi, questi. Ok, sta arrivando anche Kush, perché ha capito che si deve dare una mano, una mossa per prenderci le varie città, tra cui Petra. Non devo tardare troppo a far arrivare la mia legione. Trattato di pace. E ci danno 2500.
Sono già a livello moderato. Va bene. Direi che se ci danno 2005 noi Roma prende. Agente scoperto. Va bene. Vandalismo, disordini. Pace negoziata. Va bene. Ok. Tra tutte le mie sottoposti. Diciamo. Ok. Allora. Ora questa spia può giocare un duplice ruolo. E sarà quello di fermare l'avanzata degli eserciti di Kush. Loro dove si stanno allontanando? Forse Adura. Sembra che se ne stia andando. Allora, facciamogli sicuramente una cittadina. Io farei anche un terreno consacrato, a dire la verità. Più che altro per il morale. E poi una cava. Una terra desolata. Ok, posso muovere di guerra, perfetto. Allora, ci mettiamo qui. Qui intanto ci sono un sacco di opzioni da andare a vedere, di robe, ma tutte robe cavolate. Bene. Bene, bene, bene. Ok, e adesso andiamo a muoverci contro Petra. Petra che sarà l'ultima roccaforte. E infatti ci dà vincitori. Io direi di fare almeno un ariete e una torre mobile leggera e di rimanere in assedio e spostare questo esercito qua. Perfetto. Perfetto. Ora possiamo tranquillamente stare tranquilli, cioè così. Ottimo. Tigrano certa. È certa che tu farai una brutta fine. Tanto ostile. Ostile. Allora, vediamo qui invece la situazione. Allora, abbiamo recuperato poca roba. Poca roba. Abbiamo fondamentalmente 5 unità senza poterle utilizzare. Potrei recuperare un po' di cavalleria di sicuro. Di sicuro. Allora, vediamo quanti sono loro in difesa. C'è qualcuno. 8. Si è rifugiato qui l'ultimo regnante. 8. 8 e sono in 19. La rischio. La rischio. La rischio e non mi sembra il caso. So che me ne pentirò, però andiamo a fare il trattato. Potrei rendere lo stato cliente, tra l'altro affidabile, però no, non abbiamo detto prima, non lo facciamo. E smetti di essere stato cliente di... No, opzioni. Rompi alleanze militare, no. Accordo commerciale, non ha accordi commerciali. Niente, praticamente posso solo rendere lo stato cliente, non ha alcun senso, ci facciamo pagare. Wow, però i soldi ce li ha, eh. I soldi ce li ha. 4.000, rifiuta la pace. Ok.
Ok, possiamo tornare indietro con la legione. Siamo andati fin troppo oltre e Roma deve tornare indietro. Questa legione che deve ristabilirsi. Intanto comunque abbiamo Olbia che va bene così. Perfetto ragazzi, è finita ufficialmente la guerra contro Pergamon. Pergamon c'è ancora, ma praticamente non è più neanche turca, non è neanche più araba, è una Pergamon completamente differente. Assolutamente. Assolutamente. E adesso ragazzi abbiamo grandi grandi progetti. Grandi grandi progetti. Qui è arrivata la nostra legione che si metterà sul confine. E fortifichiamoci. E poi abbiamo un sacco di soldi da spendere. Davvero tanti. Noreia sicuramente deve migliorare come insediamento. Facciamo questo. E io farei anche questo qua. Un po' di soldi abbiamo spesi. A livello politico come siamo messi ragazzi? Meno 29, meno 4, meno 9. Potrei assicurarmi la loro lealtà, ce l'assicuriamo per essere abbastanza sicuri che non ci siano rivolte. Il rischio non è altissimo, va bene, abbastanza basso. Facciamo osservatorio dell'acqua qua. Potrei potenziare Tyros, però forse Atra è più importante, ma non lo so. Qui siamo a 0. Vediamo di fare un bosco di cerere e direi che siamo abbastanza a posto così. Qui potrei fare un campo ulteriore, ma Antiochia. A Mazzaka cosa abbiamo? A Mazzaka abbiamo la possibilità di fare i cavalli, che però onestamente adesso non mi servono. Ma io direi ragazzi che siamo abbastanza a posto così. Portiamo la flotta in porto. Vediamo se posso prendere qualcosa di interessante, tipo una di queste, di sicuro. Di sicuro. C'è una trireme da tiro, quadrireme d'assalto, quadrireme da tiro, trireme da tiro. Prendiamoci una trireme da tiro. E direi che va bene così signori. Va bene così. Va bene così. Quindi a questo giro abbiamo concluso definitivamente l'attacco a Pergamo. Qua ce lo possiamo giocare. Ce lo dovremo giocare per forza, ma aspetteremo le prossime puntate. A nord la situazione sembra tranquilla. Dopo che è rientrata la legione ottava ispana, direi che si sono cagati abbastanza sotto tutti. Quindi bene così. Bene, bene, bene. E poi tornerà anche l'altra di legione, eccola qua. 11ª Augusta, che entrerà nel Vesonto con i suoi uomini. Va bene signori, dai. Ci vediamo per una prossima puntata. Speriamo bene. Fatemi sapere se secondo voi dovrei attaccare prima i Suebi e poi i Parti o viceversa. Magari prima anche un sondaggio, chi lo sa. Io vi ringrazio di essere rimasti con me e noi ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie.